secondo lei, allora Zaia a questo punto per farsi sentire, per far valere l'opinione di tanti cittadini che hanno votato per l'autonomia, cosa dovrebbe fare? Insistere. Fatica con i 5 Stelle, molta fatica che portiamo a casa l'autonomia, guardi. Penso che sarà un'impresa ardua. Zaia penso che possa fare poco, dovrebbe più che sia Salvini lì parlare chiaro con i 5 Stelle o se no interrompere tutto e basta, è inutile continuare in queste condizioni, non si raggiunge nessun scopo. No, non c'è altro da fare. La cosa migliore secondo me è quella di assecondare quello che sono adesso le esigenze del governo, perché se mettiamo insieme altra carne sul fuoco credo che poi la cosa possa essere non più governata bene. Battere i pugni sul tavolo. Non lo so, dovrebbe farsi ascoltare di più dal governo. Non so neanche io. In che modo? Non lo so, non ho la più pallida idea. È una partita difficile. Esatto, la partita è molto difficile, se nessuno tiene conto anche del referendum che è stato fatto, evidentemente non ci siamo. Non ci siamo perché? Non ci siamo perché il popolo non è ascoltato. Allora se il governo non ascolta neanche quello che il popolo dice, non ci siamo proprio. Il governo deve rispettare la volontà dei cittadini. Deve anche lui attendere a livello nazionale cosa verrà deciso, nel senso che da una parte è giusto che il Veneto abbia autonomia, da un'altra bisogna anche che non ne perda qualche vantaggio il resto delle regioni italiane.